ha fatto un po' di chiarezza rispetto ad alcune categorie, e ci sono gli esercizi pubblici che rimangono chiusi e soprattutto c'è un nomenclatore rispetto a quali sono le attività che devono rimanere chiuse o che non devono rimanere chiuse. E io credo che questo non sia l'ultimo decreto, ce ne saranno altri, abbiamo visto che poi tutto questo susseguirsi di decreti sono uno propedeutico all'altro man mano che questo coronavirus sta penetrando nel paese in maniera importante, per cui io credo che sicuramente ci sarà qualche altro decreto nelle prossime ore. Avete però delle richieste da fare al governo in vista dell'incontro? Beh, noi attendiamo veramente con grande attenzione quello che succederà domani, perché domani dovrebbe esserci il decreto, quello che ha a che fare con i provvedimenti economici, perché abbiamo detto fin dall'inizio che prima di tutto la salute, però in parallelo c'è anche la vita delle imprese che hanno a che fare poi con una serie di richieste immediate che non saranno purtroppo le ultime, perché man mano che si va avanti, come per l'emergenza sanitaria, anche l'emergenza economica ha un susseguirsi di bisogni e di richieste che faremo anche in futuro. Oggi, da domani, noi ci attendiamo un'ulteriore presa in carico delle CIG in deroga, quelle nazionali, quelle regionali già sono partite, per cui per mettere in sicurezza i nostri dipendenti, e poi tutta una serie di provvedimenti che hanno a che fare con lo slittamento delle scadenze fiscali, per cui i pagamenti di F24, per esempio di lunedì, dove si va a pagare IVA oltre che IRPEF e INAIL e INPS dei dipendenti, una scadenza molto importante, una di quelle pesanti durante l'anno. La richiesta è che venga spostata almeno a dopo il 30 aprile e che comunque non venga pagata poi un'unica soluzione, ma che ci sia una dilazione.